Allora, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Oggi è il lunedì 15 marzo, abbiamo molte cose di cui parlare oggi, anche se a dire il vero sul giornale non ci sono tutti questi spunti che potevamo sperare. Intanto, buongiorno il Rosso, esatto, buongiorno Emanuele, Giuliana, ciao a tutti, Aldo Mitico, ben trovato. Infatti avevo avvertito gli amici di Telegram prima che la diretta stava cominciando. Ciao Simone, che cosa dice? Rieccoci in rosso, ormai è una ricorrenza. Domenico, infatti, è proprio così. Musica tipo Bond, no? Sergio, la sigla di Ring. Tra l'altro, stasera non sarò a Ring, c'è il buon Nicola Zanetti per oggi, ma domani torno per il Ring di Antenna 3. In bici da Valmaura posso andare a Barcola, andate e ritorno in bici più o meno sì, Dino. È a piedi che bisogna stare vicino a casa, in base a quello che abbiamo letto. Ci sono tantissimi commenti. Condividete, poi li leggiamo tutti, condividete la diretta, mi raccomando. Ferdinando, d'accordo che siamo in zona rosso, ma mettere rosso per ricordarsi super come sempre. Buongiorno, ben ritrovato Ferdinando, buongiorno a tutti, ciao Nirvana, ciao Gabriele, ciao Giuliana, rosso di sera, vaccino si spera, grande Aldo. Questa adesso ne parliamo, però soprattutto il fronte delle polemiche legate ai vaccini, AstraZeneca in particolar modo, e a quelli che il direttore dell'ULS 2 di Treviso, Benazzi, definisce tanti Novax. Dopo il caso dei giornalisti, ieri ho pubblicato soltanto un paio di aggiornamenti e pensieri su quello che è successo sabato, un sabato veramente da thriller con quelle dosi di Treviso, come vi avevo detto, 3.000 non si erano presentati su 9.000, avevano disdetto, 1.000 non si stavano presentando sabato, un macello totale, avanzavano 600 dosi, e insomma che fanno alla fine? Chiamano, ciao Antonella, chiamano anche i giornalisti, i dipendenti comunali e via dicendo, pur di non sprecare quelle dosi che una volta preparate o le somministri o le butti. Bene, ieri interviene il generale Figliuolo, lo fa presentando per l'ennesima volta questo piano vaccini, che per l'ennesima volta non sappiamo quanto realmente sarà con questi termini, in questi termini, però insomma la svolta dalla seconda decade di aprile, questo è il tema che più ci sta a cuore. Sì, giovedì ci sono Giuliana Ring su Tele 4, però oggi salto Antenna un giorno, ma domani ci sono su Antenna 3. Buongiorno, ma serve il rosso se non ci sono vaccini? Ecco, Max, questa è una gran bella domanda, perché avete visto le ricostruzioni un po' dei giornali di ieri, gli studi vari, gli americani, i tedeschi oggi, eccetera, come la curva, il top della curva sia proprio nelle prossime ore, e da lì in poi si comincerà a scendere. Quindi quello che diciamo ormai da mesi qui, cioè il fatto che il sistema a colori, che sono tutti convinti abbia funzionato, e invece secondo me no, evidentemente il virus si muove con con una sua logica, ed è quasi influente persino la zona rossa o il cambio dei colori, come stiamo vedendo in queste ore. Ieri ho portato mio padre, classe 33, a fare il vaccino, siamo stati all'Angelo a Mestre. Così dice Paola, organizzazione ineccepibile, vaccino fatto AstraZeneca, per adesso nessun sintomo, nell'arco di 2 o 3 giorni, insomma, la febbre ci può essere, però adesso vi leggo anche cosa dice Palù sui giornali. O Palù ci andava bene quando eravamo gli unici che lo intervistavamo, ricorderete, a febbraio del 2020, e poi oggi, adesso Palù è ovunque, oggi è il presidente dell'AIFA, però quando ci dice oggi sui giornali che non c'è nessuna attinenza tra il vaccino AstraZeneca e quelle morti, purtroppo, sulle quali comunque bisogna indagare, ci va bene ancora lo stesso Palù, perché poi bisogna anche essere d'accordo con se stessi. Forse illusa mi aspettavo che dopo un mese, qualche giorno di questo governo Draghi, siamo solo a 200.000 dosi giornaliere, mi aspettavo 3 volte tanto. Sabri, sono perfettamente d'accordo con te. Cosa è cambiato? È pieno di gente in giro. Io francamente l'ho vista molta poco, ma perché ieri, per esempio, in questa domenica di Prerossa a Trieste diluviava e quindi c'erano poche persone. Verissimo, dice Manuel. Rina, buongiorno, ma la destra non era contraria alle chiusure di Conte, ora va bene Draghi. Brava Rina, esattamente. Cioè oggi non dicono nulla, e il problema è che non c'è la svolta che tutti ci aspettavamo e che ripetiamo qui ormai da giorni, quindi inutile ribadirlo. Dunque, per il Gazzettino, vaccini con blocchi. Allora, aspettate un attimo, vi riguardo. Vaccini, caos e blocchi è il titolo del Gazzettino di oggi. Vi preparo un'intervista di Palù. Sul piccolo invece la curva più alta d'Italia, e questo è
ovviamente la preoccupazione che muove da diversi giorni proprio il Friuli Venezia Giulia, e da oggi regioni in rosso, quello che appunto titola il piccolo. Il Corriere Nazionale: l'Italia chiude a Pasqua, questo l'avevamo più o meno intuito. Per Repubblica: vaccini, tutti i poteri al governo. La Tribuna invece di Treviso, sempre il gruppo Gedi, dice troppi Novax, rischio sprechi, che è quello che vi dicevo poco fa. Il decreto indennizzi non si sa dove sia, ma gli F24 da pagare domani ci sono, esatto. Cioè, più che altro i ristori, che oggi si chiama sostegno, che si chiama diversamente, quello che volete. C'è l'appello della CGIA di Mestre, l'abbiamo pubblicato sul sito ferdinandoavarino.it, cioè appena 2.000 euro a italiano sono arrivati nel 2020, ma soprattutto oggi chiedono che per imprese, artigiani e via dicendo ci sia un sostegno anche per i costi vivi, quelli fissi, quelli sui quali non agisce nessuno e che l'imprenditore comunque deve pagare nonostante questo periodo, no? E con tutte le chiusure che ci sono. A Monfalcone, Gorizia, ospedale pieno. È vero, purtroppo, Antonello, anche i giornali oggi lo raccontano in Friuli Venezia Giulia. Ho visto tanti cambiare casacca, forse l'ha cambiata pure Palù. Non lo so, Tiziana, francamente mi sembra che Palù dica più o meno sempre le stesse cose con questo suo tono da scienziato, a volte incomprensibile e a volte urticante, perché ti dice in faccia che cos'è la scienza e quindi anche l'imprevedibilità di certe cose. Lo ha sempre fatto anche nelle prime interviste l'anno scorso. Dunque, il generale Figliuolo dice oggi, lo ha fatto poi con un intervento ieri da Fabio Fazio: basta polemiche e sprechi, vaccinare chi passa. A me sembra che questa cosa l'avesse detta anche qualcun altro negli ultimi giorni, magari un po' bersagliato, però lasciamo perdere questo aspetto politico. Il generale di corpo d'armata Figliuolo, che guida oggi la maxi macchina per la vaccinazione, dice basta sprechi, piuttosto vacciniamo una persona che passa di lì a caso. Ecco, questo è il ragionamento. E io francamente, dovendo tornare alla normalità il più presto possibile, per chi vuole fare sto vaccino, perché gli altri si possono rifiutare, vedi il caso Treviso, io sono assolutamente dell'idea del generale Figliuolo, che dice che Draghi ha fatto molta pressione anche sulle big pharma, le cosiddette case farmaceutiche, e che lui stesso ha parlato con tutti gli amministratori delegati delle case farmaceutiche, che bisogna velocizzare e che stanno facendo molto pressing su questo. Intanto Agostino Miozzo, il padovano, alta padovana, del coordinatore del comitato tecnico scientifico, lascia il comitato tecnico scientifico, uno di quelli che voleva le scuole aperte sempre. Bene, dove va a finire? E fa il consulente per il ministro Bianchi, quindi ministero all'istruzione. Quindi lascia Miozzo e va al Ministero dell'Istruzione. Vorrei capire quanto questa sia una scelta di vita dall'ex Protezione Civile Miozzo, quanto in realtà sia un'ulteriore transizione, questo cambio di pelle del Comitato Tecnico Scientifico, che evidentemente era su linee diverse rispetto a Draghi, su linee diverse rispetto al governo, e quindi si concretizza con un ulteriore addio al Comitato Tecnico Scientifico. Cosa dice Rina? Perché in rosso fino a Pasqua qui danno il colpo di grazia a tante attività, ma come ragionano gli aiuti questa povera gente quando arriveranno? Non solo, sono 2 settimane ufficialmente, ma io temo 3, appunto, fino a Pasqua. Non si ascoltano altri scienziati. Vedi l'articolo su Nature dove dicono che chiudere è pure peggio. Vedi Giappone e Corea sui ristori, lasciamo perdere le elemosine di Stato. Aldo, mia moglie ha fatto il vaccino ieri, chiamata all'ultimo momento, se fosse stato possibile l'avrei fatto anch'io. Vedi Aldo, bravo, perché mi pare tu abiti nella zona di Treviso, mi sembrano diversi commenti. Anche dopo c'è il 25 e il 1 maggio, ah sì, dopo vediamo se troveranno ovviamente idee per chiudere anche allora. Troppo omertosi, ci sono comportamenti da parte dei comuni cittadini che molti non dicono, scrive Ornella, cioè le feste in casa, questo l'abbiamo detto più volte, chissà quando aprono le regioni. Ma bella domanda. Solito schema di letture, scrive Sergio. Allora, intanto sapete che c'è il Piemonte ha ritirato un ulteriore lotto di AstraZeneca perché è morto un maestro di clarinetto. Oggi raccontano i giornali un po' tutti quanti la sua storia, con la moglie Sabrina che dice
si è sentito male, ma io sono per i vaccini. Lui voleva tanto questo momento della vaccinazione per tornare alla normalità e appunto, come vi dicevo, oggi, nonostante le indagini, tutto quello che si dice, c'è forte preoccupazione perché lo stesso Palù è costretto a intervenire dicendo: guardate che noi l'analisi su quello che sono i casi e le reazioni l'abbiamo fatta, l'abbiamo vista e non c'è alcun nesso se non quello temporale, cioè fatto il vaccino poi il malore dopo qualche ora o qualche giorno al massimo. Questo è quello che dice il numero uno dell'AIFA, il virologo di fama mondiale Giorgio Palù, che non riesco a trovare, ma è sui quotidiani del gruppo Gedi, mi pare nella giornata di oggi. Eccolo qua, non bisogna avere paura, il nesso è solamente temporale. Questo è quello che dice Palù sui quotidiani di oggi. Cosa ci dice Sergio? Non lo so, non vedo chi risponde. Poi sul tema delle cure domiciliari oggi c'è un altro articolo e su questo parla ancora anche lo stesso Palù e dice: monoclonali entro 72 ore, ma questi monoclonali nel momento in cui si aggrava la malattia però non ci sono, i cortisonici bisogna usarli ma non troppo presto, cioè sul fatto che al di là della tachipirina poi in realtà c'è l'eparina, poi in realtà c'è, come si chiama, il cortisonico, c'è l'idrossiclorochina di cui tutti hanno parlato, ma che oggi crediamo ancora una volta che sia solo il Piemonte, anche il Veneto ha le cure domiciliari previste, ma bisogna applicarne nel modo corretto, dice Palù, perché appunto utilizzare il cortisonico troppo presto, e lo sappiano i medici di base, può essere in realtà un rischio maggiore. Quindi su questa ulteriore definizione di un virus che non sappiamo tutt'oggi ancora come affrontare, perché al di là del vaccino non c'è una cura, un farmaco, diciamo, per la terapia. Il problema è come equiparare il modo di affrontarlo di tutte le regioni. Bene, anche l'altro giorno, e ne discuteremo domani a Ringa, per questo volevo parlare del tema che è sui giornali anche oggi, coinvolgiamo un medico di base, non uno di quelli che dice in provincia di Treviso solo io li ho salvati, qui non abbiamo morti, tutte fandonie che si vedono dalla classifica dei medici di base che sono stati più bravi nel preservare la propria popolazione in provincia di Treviso. Bene, avremo un numero uno assoluto domani sera a Ringa in apertura, che è Massimo Pisciotta, che ha appunto in vetta questa classifica e ci spiegherà cosa sono le terapie domiciliari, perché ci sono ovviamente anche in Veneto, e che cosa intendono da questo punto di vista, che si può utilizzare anche l'idrossiclorochina di cui tanto si parla, che però gli esperti scientifici hanno più o meno dimostrato come anche questa sia inefficace. Che cosa ci dirà? Poi non sono io un medico, tantomeno, ma leggo quello che si racconta e che cosa dicono gli esperti. Oggi, come avete visto, non sono più tanto in contrasto, no? Non sono più tanto in contrasto su molti aspetti. Quello che capiamo domani sera con il medico di base che sarà ospite a Ring è proprio come si deve affrontare questa malattia a casa e che cosa deve fare il medico di base, quale consiglio per tutti noi, perché sappiamo bene che tutti noi, se nel 90% dei casi si risolve con non nulla e basta la tachipirina, è chiaro che vogliamo essere preparati a tutto il resto e sapere soprattutto se la macchina dell'emergenza ha preparato questa terapia di cui tanto si parla in questi giorni. Bene, anche l'idrossiclorochina in Veneto è usata, a differenza del Piemonte che spesso viene citato, la si può usare. Là vogliono l'esito dell'elettrocardiogramma, in Veneto basta la firma di un consenso informato da parte appunto del paziente. Quindi la si usa e la si può usare con molto più libertà, definiamola così. Mi fanno paura quelli che vengono contagiati in un posto e dichiarano che il contagio è venuto da un'altra parte. Ornella, spero davvero che non facciano questa cosa, perché è assurda. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sì, arriviamo a Enrico Letta. Intanto il primo pensiero di Letta lo ius soli, ma di aiutare la popolazione italiana a prodotti eccetera, no, zero assoluto. Guarda Matteo, ne parliamo subito, cioè se nasco qui, nasco con la cittadinanza italiana di fatto, è una cosa che ha fatto arrabbiare tantissimi e oggettivamente nessuno si immaginava
che nel discorso di Enrico Letta, che prende la guida del Partito Democratico con una stragrande maggioranza di consensi e via dicendo, tirasse fuori questo tema. Il primo ragionamento è, e allora sembra quasi di tornare alla normalità, una politica che propone temi che possono piacere o meno, ma poi porta contrasti con gli stessi che sono nel suo governo, anche se Letta dice che è la Lega che deve spiegare cosa ci fa in questo governo, perché questo è il nostro governo, dice Enrico Letta, quindi sostanzialmente è il governo del PD. Tenetevi questi giornali, perché secondo me tra qualche mese, tra un anno, quando tutti cambieranno idea e saranno stufi e magari non piacerà più Draghi, voglio sentire cosa diranno, se questo è ancora il loro governo, così come l'appoggio della Lega a questo governo, pur turandosi il naso, come lo vogliamo definire. Quindi tenetevi questi giornali, perché poi tra un po' tutta la politica ci dirà: sì, vabbè, c'eravamo perché era un momento di necessità, però c'eravamo soltanto come appoggio, avevamo pochi ministri, quindi attenzione, perché poi la politica cambierà e noi ovviamente dovremo essere vigili su questo. Federatore è lui, dice Enrico Letta, quindi salta allo stesso tempo anche il ruolo di Giuseppe Conte, che doveva essere, lo abbiamo detto più volte, il leader di tutto il centro-sinistra. Quindi in un attimo Enrico Letta mette in ombra Giuseppe Conte, l'avevamo anche già anticipato l'altro giorno, ma così è proprio nelle sue intenzioni, nel suo discorso, perché che cosa dice di altro interessante? Tanto parlerà con Renzi, con Calenda, Bersani probabilmente rientrerà, c'è un problema di correnti, oggi lo racconta Repubblica, sentono le segreterie delle province d'Italia, là dove non c'è più il PD, non ci sono più iscritti, si è morti di correnti, cioè ci sono tutti questi racconti di che cos'è oggi il Partito Democratico, un partito di potere, quello non può essere, è il rischio, dice Enrico Letta, bisogna non cambiare il segretario ma cambiare il PD. Comunque il federatore è lui e quindi addio a Giuseppe Conte, però giustamente si riprende un ruolo come Partito Democratico all'interno del centro-sinistra rispetto a quello di Zingaretti, che un po' seguiva l'onda degli altri e oggi mette i grillini anche in giunta nella sua regione Lazio. Letta sembra, diciamo, il Draghi, secondo, ecco, già lo stanno un po' così etichettando, raccontando come il Draghi del Partito Democratico. Fateci caso, dopo vedremo ovviamente quali rivoluzioni, quali scontri ci saranno. Vuole far votare i sedicenni, ho capito male. Allora, questa è secondo me una battaglia, anche questa sui temi che non ci aspettiamo in questo momento, come lo Ius Soli, perché ci dobbiamo mettere a parlare dello Ius Soli adesso che non abbiamo i vaccini e quella è l'emergenza, però la politica deve anche pensare, se lo fa veramente, agli orizzonti e al futuro. A me questa del far votare i sedicenni piace come idea, perché implica il fatto, per esempio, che si debba coinvolgere i giovani prima anche nella politica e nell'interesse di quello che succede nel nostro paese. Non che sia un'idea che appoggio del Partito Democratico o meno, però può essere un'idea interessante per coinvolgere nuove generazioni. Questo sì, certo, per lo Ius Soli si prepara, si dice sempre, lo vedete, lo dice Sergio, si prepara per il domani in quanto saranno i prossimi voti, cioè quelli dei immigrati, questo intende dire Sergio, immagino. Ma che dici? I medici sanno come curarla, non fate terrorismo, nota Chipirino, non c'è una pillola magica, ci sono le cure dei medici, di tutto il resto sono proprio vere ingiustizie. Non ho capito cosa intendi, Vincenzo, però non mi sembra aver fatto terrorismo, anzi mi sembra aver detto che domani ne parleremo sul come si sta curando e quali sono i protocolli che ci sono, perché spesso ho visto dire che non ci sono e che li ha solo il Piemonte. Il PD ha bisogno dei voti dei clandestini per non morire. Sergio Laura Tolpo, esatto. Vincenzo, la Lega pagherà cara l'entrata nel governo, vedremo. Ultimo aspetto che vi racconto oggi in questa strana rassegna stampa di Paluvio detto, invece sul Gazzettino di oggi Roberto Marcato, con un altro segreto di Pulcinella, l'assessore lo sviluppo economico del Veneto, fa capire come lui vorrà candidarsi a fare il commissario, il segretario, scusate, nazionale della Liga, cioè il segretario della Lega Nord del Veneto. È una cosa che si dice da tempo, come della sua possibile candidatura a sindaco a Padova, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, ma insomma oggi svela questa intenzione e di fatto potrebbe appunto candidarsi a segretario della Lega. E chi dice questa mattina in un post: sono pronto, io voto Roberto Marcato? Gian Antonio D'Arè, quello che da europarlamentare e da già segretario della Liga del Veneto poche settimane fa contestò il giovane commissario perché
perché non aveva fondamentalmente ottenuto niente la Lega del Veneto, e quindi c'erano 0 sottosegretari, un solo ministro senza portafoglio, insomma magro bottino nella Lega, e quindi aveva contestato l'inesperienza del giovane commissario della Lega Alberto Stefani. Bene, da Re già è pronto ad appoggiare Roberto Marcato. Siamo stanchi di governi eletti da nessuno, bisogna andare al voto, voto del popolo, non di quei scaldapoltrone. La cosa bellissima, Lorenzo, oggi apriamo i giornali e cosa succede? Crolla la CDU, la Angela Merkel, perdono in 2 regioni, è un disastro, per il prossimo voto la leadership del suo successore, lei non si ricandiderà al 5º mandato da cancelliere, quindi anche i suoi successori oggi vedono un partito molto ridotto, ma l'unica cosa che ovviamente uno desume da questa cosa, ciao Bledi, che si legge sui giornali, è che la Germania è andata a votare. Cioè, va bene, 2 Land andranno a votare poi gli altri, ma insomma intanto loro sono andati a votare. I sedicenni di oggi non seguono la politica, voteranno chi saprà vendersi meglio. Max, anche questo è vero. Non solo i giovani, magari anche chi è più grande e meno attento, più attento alle frasi che colpiscono, meno alle pratiche reali. Insomma, tutto può essere in questo caso. Bisogna vedere, insomma, se si allargherà o meno la possibilità di voto anche per i sedicenni, ma comunque intanto è un tema messo sul piatto, chissà poi quando se ne discuterà, e non è detto, come lo Ius Soli, che sia una priorità certamente in questo momento, tanto meno di questo governo. Ciao a tutti, ci vediamo domani mattina, domani sera a Ring su Antena 3 alle 21:15. Vi ricordo, condividete, poi c'è il canale Telegram e YouTube per vedere tutti gli aggiornamenti e gli articoli. Ciao, buona giornata.